Cari telespettatori, siamo con il neopresidente di CIA Veneto, Giorgio Pupin. Grazie di essere qui con noi in un momento particolarmente critico, speriamo che duri poco, ma l'agricoltura cosa sta soffrendo in questo contesto? Oltre a quelli che sono i problemi annosi dell'agricoltura, stiamo soffrendo obiettivamente quella che è una crisi internazionale, quelle che sono delle tensioni sui mercati, in parte dovute anche ai dazi americani per esempio, in parte dovute a delle chiusure forzate di alcuni mercati. Quella che è la più recente in realtà è la crisi in Medio Oriente, si sommano una serie di problemi ad alcune criticità che già comunque esistono. Ci sono delle urgenze immediate dettate da questa situazione, che sono in primis il caro gasolio, il caro fertilizzanti, anzi il non riuscire a trovare i fertilizzanti. Proprio non arrivano? No, in questo momento c'è proprio un problema di approvvigionamento. Non ci sono altri canali per farli arrivare, di approvvigionamento? Purtroppo la maggior parte dei nostri concimi, dei nostri fertilizzanti azotati sono dei prodotti di sintesi dell'industria chimica che ormai è delocalizzata per la maggior parte in Oriente. E se non arrivano cosa succede? Se non arrivano sarà particolarmente difficile avere produzioni abbondanti quest'anno, perché purtroppo i nostri campi hanno bisogno di essere concimati. Ormai la terra è abituata a questo, quindi sostanzialmente. La terra è abituata a questo, ma comunque fa parte del ciclo naturale, non c'è niente di particolarmente strano, ma fa parte del ciclo naturale. Settore lattiero-caseario, lì c'è una criticità importante, è un settore anche energivoro poi. Sì, esatto, un problema, da una parte c'è un problema di costi della produzione, legati sicuramente anche al discorso energetico, la zootecnia in generale comunque è uno dei settori più energivori per quanto riguarda il mondo agricolo. Dall'altra parte c'è un problema di riconoscimento del valore del prodotto in generale, questo può valere anche per molti altri prodotti dell'agricoltura, non solo per il lattiero caseario, ma in più in questo momento il lattiero caseario soffre quello che io non esito a definire una speculazione senza precedenti su quello che è il prezzo in questo momento. Il lattiero caseario produce a prezzi più o meno doppi rispetto a quello cui viene spesso pagato sul mercato il prodotto finale, è inaccettabile. Ecco, parte della sua politica futura è quella proprio di cercare di lottare contro le varie speculazioni. Sì, questa purtroppo è una criticità che non dovrebbe neppure esistere, però sono anche queste le emergenze che bisogna affrontare, si affrontano insieme alla politica, insieme agli attori del mercato, e a tutte le altre associazioni di categoria e a tutti gli altri soggetti che in questo territorio vivono. Ricordiamoci che una speculazione comunque è un danno per gli agricoltori e credo che nessuno si possa permettere di non avere un'agricoltura, ma è un danno per i consumatori, è un danno per tutti quanti, per cui tutti insieme dobbiamo lottare questo genere di speculazioni. La politica deve darci una mano, ci vogliono dei tavoli di monitoraggio costanti su quelle che sono appunto su quella che è una concorrenza sleale e delle pratiche che sono inaccettabili. Assolutamente, grazie Presidente, in bocca al lupo per il suo lavoro e il suo nuovo mandato, ci vedremo ancora presto, grazie a voi per telespettatori di averci seguito e naturalmente seguiteci.